duro che non cedeva quando al governo c'era quel cattivone di Berlusconi, ve lo ricordate, Sergio Cofferati, l'eroe dei diritti anche per gli immigrati, per tutti, dell'ampliamento dell'area dei diritti, lo diceva dappertutto. Ebbene, Cofferati era sceso in campo contro una tal Raffaella Paita del PD per fare appunto le primarie. Era sicuro che a queste primarie avrebbe vinto perché insomma la regione Liguria aveva bisogno di una nuova guida, e chi se non lui? Chi se non lui? Cofferati. Ebbene, al momento del voto si scopre che ha perso di 4.000 voti. 4.000 voti che hanno inchiodato alla seggiola tutto lo staff di Sergio Cofferati, che in questo momento penso stiano lì a contare e ricontare, finché però il loro leader non è sbottato e ha detto: queste primarie non sono regolari perché hanno votato centinaia di rom e cinesi. Ho chiesto un pronunciamento alla Commissione Nazionale di Garanzia. Fino a che non ci sarà, non accetterò alcun esito, alcuna vittoria della Paita, intende. Sono successe cose gravissime, non solo i cinesi ai seggi alla Spezia, tra l'altro in un seggio dove la signora Paita si è intrattenuta 2 ore in coda per dire chi votare, che peraltro è un'idiozia. Insomma, Cofferati, vi ricordate, proprio lui, quello che veniva detto dalla stampa, il cinese tradito dai cinesi, fiduciato dal suo stesso elettorato di riferimento, povero Sergio Cofferati. Ma lui che si batteva e si batte anche oggi all'Europarlamento, dove siede per il Partito Democratico, per i diritti di tutti, e quindi qui Radio Padania Libera, la radio del pluralismo, la radio di chi non ci sta, noi ve lo trasmettiamo. Sentite il Coffi cosa diceva. Grazie. Bene, onorevole Cofferati, prego. Grazie Presidente. Cari colleghi, gli istituti demografici più accreditati d'Europa concordano nel dire che nei prossimi 40 anni avremo 80 milioni di nascite in meno, e dunque questo vuoto andrà colmato se noi ai nostri figli vogliamo offrire le condizioni di ricchezza e di redistribuzione dei diritti che hanno premiato la nostra esistenza. Dunque abbiamo bisogno di loro e abbiamo bisogno della loro cultura oltre che della loro disponibilità, perché soltanto attraverso il confronto di sensibilità, origini e culture diverse si può far crescere anche la qualità di una comunità come la nostra. Vorrei però a questo punto segnalare al commissario l'esistenza di un problema. Dobbiamo garantire a queste persone gli stessi nostri diritti e le nostre stesse condizioni materiali. Però proprio per questa ragione è incomprensibile il motivo per il quale da parte della Commissione Cofferati, in ogni occasione... È incomprensibile il motivo per il quale tu, che ti battevi per i loro diritti, alla fine sei stato tradito da loro. Ed era il regolamento delle primarie che, come sempre, diceva: possono partecipare al voto, oltre a tutti coloro che hanno diritto di voto per le regionali in Liguria, anche coloro che i cittadini, scusate, che abbiano compiuto i 16 anni entro l'11 gennaio 2015, nonché i migranti regolarmente residenti nella Liguria, muniti di permesso di soggiorno, di documento di identità e che abbiano compiuto 16 anni entro il 15 gennaio 2015. Queste le strane regole che vigono nel Partito Democratico. Ricordiamo che in questo momento le primarie del Partito Democratico, piaccia o non piaccia, sono l'unica base molto molto esile di legittimazione in qualche misura, mi viene da dire democratica, dell'attuale governo. Ebbene, uno strumento che è stato usato anche per la Liguria, dove i cinesi hanno dato il colpo di grazia a Cofferati, e a estrema onta di questa vittoria contro il povero Coffi, Raffaella Paita, vincente, non solo ha detto: ora devo parlare con Sergio per coinvolgerlo, che è quella cosa che quando il vincitore la dice del vinto è perché non gli basta la vittoria, vuole anche l'anima dello sconfitto, ma ha voluto dire anche: da adesso in Liguria con il PD a guida Paita inizia il rock. Beh, siccome sono faccende che riguardano altri movimenti, noi qui a Radio Padania cerchiamo di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, e vi trasmettiamo un pezzo rock cinese, così anche Cofferati dovrebbe essere contento, dedicata tutta al nostro Coffee. Questo è Hedge Dog.
Rebelot, in cui cercheremo di toccare tanti argomenti, ma cercheremo anche di sentire la vostra. Ad esempio, adesso abbiamo dato questa notizia tra il serio e il faceto sulle primarie. Quello che vi chiedo, quando volete, se avete già un'opinione consolidata, ma a voi, popolo sovrano che ci ascoltate in questo pomeriggio di lunedì, le primarie in sé, per scegliere il sindaco, per scegliere i candidati all'amministratore di condominio, per scegliere i candidati a presidente del Consiglio, a presidente del Milan, a volte le due cose coincidono. A voi le primarie piacciono come idea? Così, se avete un'opinione già consolidata, l'SMS è 346 64 277 56, ripeto 346 64 277 56 per gli SMS, oppure se volete dirmelo a voce 0266 20 35 29 se le primarie vi piacciono come strumento, vi sembra uno strumento utile oppure una buffonata. Io voto un partito e quel partito deve essere lui a darmi la classe dirigente, non devo essere io a selezionargliela anche, quella è la regola della democrazia. Regista, spalanchi le linee e intanto rock cinese qui a Radio Padania. Bello mandare anche questi pezzi, così possiamo immaginare in quale stato di salute sono i giovani di Shanghai quando si ritrovano nei loro garage socialisti e a manetta si ascoltano gli Hedgehog. Allora, vedo che il rock cinese ha già catalizzato una delle vostre opinioni. Prima di prenderla in diretta, la prima domanda che vi faccio in questa puntata di Rebelotto, dove cercheremo di dare una notizia, approfondirla, ma anche di sentire cosa ne pensate voi. Cercheremo di fare una puntata un po' a canguro, per usare un eufemismo, dal momento che parlo di una puntata condotta dal sottoscritto. Comunque sia, la domanda prima di oggi è questa: le primarie come strumento vi piacciono, non vi piacciono, vi piacciono se, vi piacciono ma, vi piacciono quando e come? Fatemelo sapere, 346 64 277 56 è l'SMS, mentre il numero per intervenire in diretta 0266 20 35 29. Regista, possiamo anche sfumare gli Hedgehog e sentire il primo ascoltatore. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Marco, ti do del tu perché sono una nonna io. Vale, il ascolta, ti dispiace se io parlo di qualcos'altro che ho visto ieri sera? Un pochino sì, perché abbiamo impostato tutto un argomento e tu mi arrivi e mi chiedi anche se mi dispiace sì, moltissimo. Comunque ormai l'hai detto, cosa hai visto ieri sera? La gabbia, sempre nella speranza di vedere qualcuno della Lega. Così ti aggiravi tra i canali. C'erano i musulmani, è stata una trasmissione che sembrava di essere in Arabia Saudita. Per abituarsi, cara. Abituati. Tutti musulmani, Ti tra saluto. l'altro i pochi italiani che c'erano, a parte la Sant'Anché che poi a un certo punto se n'è andata. Bene, musulmani e Sant'Anché, grazie mille di averci dato una ragione in più per non guardare la gabbia, almeno quando il palinsesto è questo. Sentiamo se abbiamo un altro amico che vuol dire invece la sua sullo strumento delle primarie. Sarebbe auspicabile, ma per carità, la radio è vostra, quindi parlate un po' di quello che volete. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Grazie Marco. Niente, a me mi piacciono le primarie, però a pagamento. Se non è a pagamento è inutile andare a fare le primarie per il PD. La ringrazio e buona serata, buon proseguimento. Grazie mille, è a pagamento. Queste erano a pagamento, ma diamo almeno una buona notizia su queste primarie. Il Partito Democratico della Liguria ha detto che i 2 euro verranno versati agli alluvionati, quindi nel senso, per carità, buona notizia, perché soldi per gli alluvionati sono sempre una buona notizia, però dalla classe dirigente regionale e nazionale posso dire da Radio Padania che mi aspetterei delle risposte strutturali e politiche e non il fatto che i soldi delle primarie vadano agli alluvionati. Permettetemelo, qui siamo a Radio Padania, cosa volete? Vediamo sempre l'altra metà della luna. Però lo strumento in sé delle primarie, al netto di quello che ci siamo detti del PD che ha i suoi problemi, dove votano i cinesi, votano i ragazzini, dove vota
gente che fa arrabbiare addirittura Cofferati, secondo voi sono uno strumento in sé utile oppure è uno snaturamento del fatto che esistano i partiti? Perché un partito esiste per dire all'elettore: guarda, la classe dirigente che ti propongo è questa qui, l'ho formata, l'ho cresciuta, ha esperienza, garantisco io. Oppure vogliamo fare le primarie, che vuol dire l'elettore decide lui qual è la classe dirigente che vuole in tutta la filiera? Ditemela un po' voi come la pensate. Pronto? Pronto, Alberto da Torino. Ciao Alberto. Ciao, buona Padania. Io sono contrario alle primarie perché sono sempre uno snaturamento della democrazia diretta, tant'è che credo che in Svizzera di primarie non ne facciano, almeno per quello che è la mia conoscenza. Rappresentano un passaggio attraverso il quale sono sempre possibili diciamo ciurle nell'ambito della gestione delle candidature. Io credo al contatto diretto della persona con l'elettore e con il voto diretto in sede istituzionale dell'elettore stesso, saltando un passaggio di trasformazione della democrazia da diretta a indiretta. Ecco, alle primarie quindi secondo te alla fine snaturano addirittura la democrazia diretta. Questa è veramente un'opinione interessante e molto molto fuori dal coro, ma che hai argomentato mi sembra con una certa competenza, insomma, non l'hai buttata. Si potrebbe anche andare più avanti, ma credo che la trasmissione abbia i suoi tempi ed è giusto rispettarli. Grande ascoltatore del mese. Credo che il succo da discutere poi sia quello, chi è a favore o chi non è a favore. Però bisogna che ci guardiamo bene in faccia quando parliamo di democrazia, e cioè di governo del popolo, che deve essere, secondo me, diretto e non mai tratteggiato secondo scalini che poi gestiscono magari altre persone con una indicazione, diciamo, di tipo democratico un po' fallace. Grazie mille. Grazie, buona Padania. Grazie mille, anche perché, e forse in questo senso si poteva andare oltre, le primarie fanno anche quel gioco di comunicazione molto emotivo e molto funzionante, ossia di dividere l'opinione pubblica tra due facce della stessa medaglia. Pensate quando ci sono state le primarie tra Renzi e Bersani, più che quelle tra Renzi e Cooperlo e Civati, che furono per loro stessa missione molto sottotono, ma tra Renzi e Bersani tutti gli italiani si divisero tra Renzi e Bersani. Io stesso da spettatore facevo il tifo per l'uno o per l'altro come se si trattasse, che ne so, di una partita del campionato spagnolo, no? Anch'io che ho tutta un'altra estrazione comunque mi ero fatto affascinare da questo modo di comunicare. Però invece ci possono essere anche dei dati positivi. Sentiamo però le vostre opinioni sulle primarie in sé, non le primarie del Partito Democratico e non le primarie per il Premier. Lo strumento disidratato delle primarie, da ogni aggettivo, voi come lo vedete? Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buongiorno. Allora, io le primarie le vedo funzionali nel momento in cui c'è un'elezione diretta di un presidente a qualsiasi livello. Ciò non toglie però che nel nostro paese, dove è tutto pastrocchiato, anche le primarie sono un pastrocchio. Qui diciamo il sindaco sì, il presidente del Consiglio no. Esatto. Il presidente del Consiglio sono una presa per i fondelli. Però il sindaco ti piacerebbe, se, che ne so, il tuo movimento di ma sì, riferimento... ma poi però non esageriamo, perché voglio dire, dipende anche dalla dimensione di quello in cui si tratta. Finché si parla di un governatore di una regione va bene, perché dopo diventa una pagliacciata, sì, voglio dire. Le primarie di Cinisello. Il partito, se è un'organizzazione seria, è già quello che fa la selezione dei propri dirigenti, e il più forte è quello che vince all'interno della candidatura dei propri organi di partito, la concorrenza dei suoi diciamo sì, dei suoi membri, okay. Nel suo organico, esatto. Ci sono diverse linee, in ogni partito si vota e si vince a maggioranza, chi è più forte si porta a casa la leadership del partito e la candidatura, insomma, altrimenti viene diciamo a mancare questo discorso di rappresentanza che è quello del partito, quello che cosa esistono a fare. Grazie mille per questa opinione. Sentiamone un'altra ancora sullo strumento delle primarie, ripeto, come state giustamente facendo nei vostri interventi, disidratato da ogni aggettivo, da ogni storia, da ogni connotazione magari negativa o positiva che potete avere dall'esperienza pratica che avete visto, che al momento è solo quella del PD, dove certamente ci sono più ombre che luci, ma questo non lo dice il Marco Pinti, lo dice Sergio Cofferati, il cinese tradito dai cinesi. Pronto?
Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Sono in diretta? In direttissima. Giovanni da Varese. Ciao, allora, Giovanni. senti un po'. Le primarie le fanno negli Stati Uniti perché lì ci sono le lobby che appoggiano un candidato o l'altro. In Italia le primarie le fa il PD perché, essendo ex democristiani e ex comunisti, bisogna vedere chi prevale tra i due. Quindi nel nostro movimento credo che le primarie siano inutili. Grazie mille. Intanto abbiamo 3 SMS che sono arrivati pam pam pam, tutti uno dietro l'altro. Le primarie sono utili se fatte con criterio e non fasulle. Ci scrive un Anonymous. Poi abbiamo Rita che invece si firma per bene e dice: ma per favore, le primarie sono una farsa per gonfiarsi il petto di balle. E direi che è veramente un'immagine così un po' alla Van Gogh, ma che ci arriva perfettamente. Francesco, che ci scrive da Montebelluna, dice: le primarie sono inutili, meglio le decisioni di un partito serio. E sulla base di quelle decisioni, dice Francesco, penso questo sia il senso, io scelgo un partito piuttosto che l'altro. Le vostre opinioni su questo argomento che sta andando agli sgoccioli, però sentiamole al telefono allo 0266 20 35 29 oppure per SMS al 346 64 277 56. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Sì, ciao a te. Buona Padania a tutti. Ascolta il telefono da Provincia di Belluno. Sì. Sì, niente, sulle benedette primarie, no? Mi allaccio a quello che ha detto un ascoltatore poc'anzi, perché ha detto la cosa giusta. Cioè, così sono una vera e propria farsa. Cioè, c'è una divisione all'interno del partito, viene marcata due candidati che praticamente si accaparrano, eccetera. Però per me, se volessero fare una cosa seria, che facciano le primarie con i tesserati e poi vediamo cosa succede. Quelli sono, diciamo, il congresso, no? La primaria dei soli tesserati è una cosa che già c'è. È una cosa, è falsata la cosa così, no? È falsata in assoluto, perché non può funzionare una roba del genere. Poi oltretutto anche col discorso che sia 1 euro o 2 euro, anche in devoluzione è una cosa che fa veramente pena. Grazie. È una cosa fuori da ogni grazia di Dio. Grazie mille. Spirito quindi molto molto critico nei confronti delle primarie in sé, mi sembra intercettare dalle vostre vive voci. Sentiamo se l'ultima telefonata su questo argomento magari mi è una voce fuori dal coro, sarebbe come tutte le voci fuori dal coro qui super benvenuta di un entusiasta delle primarie. Sentiamo se lo è. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei tu entusiasta delle primarie? Sono Pippo da Como, sono entusiastissimo, mi piace un casino. Bravo. No, l'unica cosa che c'è di buono nelle primarie sono i soldi che incassano e non si sa che fine fanno, perché come sempre, siccome hanno tolto le sovvenzioni ai partiti, bisogna finanziare prendendo per i fondelli la gente. Intanto è già tutto pianificato. Riguardo Cofferati, uscendo dal sindacato, mi sto accorgendo che è un mangiasoldi, perché prima ha fatto il sindaco di Genova, poi si è fatto passare parlamentare europeo, adesso vuole ritornare come rappresentante. Ma questo qui della sua pensione non è abbastanza o devo continuare a rubare i soldi alla gente che lavora? Ti ascolto per radio, buona Padania. Spirito proprio anticofferatiano del nostro ascoltatore. Io non riesco a capacitarmene dal momento che il povero Coffi oggi è nella sua giornata nera e più si aggiungono queste voci così che lo ricoprono di contumelie. Ma finché un ascoltatore di Radio Padania che dice che Cofferati, diciamo, ha un atteggiamento discutibile e disinvolto, questa, diciamo, il succo politicamente corretto dell'ultima telefonata nei confronti dei suoi incarichi pubblici. Cofferati se ne farà una ragione, ma oggi che è a terra come Russell Crowe durante il Gladiatore nel momento più duro, quando esce la tigre, ebbene oggi gli arriva la pugnalata anche da Gad Lerner, che nel suo blog a strettissimo giro ha scritto: spiace dirlo a un amico che stimo, rivolto a Cofferati, e che è stato fortemente sollecitato alla candidatura da sostenitori appassionati. Questo è, diciamo, un inciso che mettiamo nel pidiese, esatto, ma credo che pesino sulla sua sconfitta fattori diversi, come l'incoerenza delle scelte di carriera politica dopo la fine del lavoro sindacale e il bisogno di rinnovamento generazionale. Finito nel calderone dei soliti noti, scrive Gad Lerner di Cofferati, Cofferati ha sottovalutato il discredito che ne deriva. La sua sconfitta è un segno dei tempi.
non sarebbe giusto attribuirla solo a brogli. Caro Gad Lerner, non fare i conti senza i conti del Coffee, che in questo momento è lì a contare le 4.000 schede, e vedrai che alla fine riuscirà a ribaltare il risultato, perché alla fine non è possibile, dai. Non è possibile, Cofferati, che si venga sconfitti dai cinesi. Comunque arrivano degli SMS che io non so com'è oggi, arrivano a ondate. Sbarcano degli SMS tutti insieme in un colpo solo, e io ho difficoltà ovviamente a prenderli al volo. Allora, Amedeo da Collegno, primarie inutili, conta la linea politica. Poi un amico anonimo che scrive: meglio qualche referendum una buona volta, aggiungo io, invece delle primarie. Speriamo ci sia il referendum sulla riforma Fornero, dovrebbe esserci a primavera se le leggi valgono ancora qualcosa. Gian da Alessandria: le primarie sono solo uno strumento per attirare attenzione mediatica, e questo può essere anche non un male, io la prendo così. Luca dice: le primarie sono una truffa in salsa PD, e se i liguri si sono fatti fregare ancora i 2 euro, è già buono che tornano agli alluvionati. Poi abbiamo un Anonymous che dice: perché non aprite un account su WhatsApp per parlare in diretta? Allora, una cosa alla volta. Già oggi è il primo giorno in cui Rebelotto viene annunciato tramite Facebook sull'account di Radio Padania, quindi io sono già un po' emozionato, e vi dirò, mi sento anche un po' così nervoso come Geronimo la prima volta che l'hanno messo su una locomotiva. Per WhatsApp c'è tempo. E poi ecco, abbiamo invece un ultimo SMS sempre sulle primarie da Pietro da Bergamo, che dice: primarie è la prova di alto tradimento, hanno vinto le elezioni non per i voti degli italiani ma degli stranieri. I giudici, se amano il loro popolo e la loro terra, dovrebbero denunciare questa nefandezza. E allora abbiamo iniziato parlando delle primarie perché Coffee, non si poteva non parlare di Coffee, e soprattutto bisognava tornare a così prenderla anche un po' col sorriso, la politica, come abbiamo sempre fatto. Ma il dovere ci chiama. Pubblicità, e subito dopo torniamo a Parigi per capire che cosa sta succedendo in Francia, e quindi di riflesso anche da noi. Entra anche tu nel movimento Giovani Padani. Entra anche tu nel movimento Giovani Padani. Entra anche tu nel movimento Giovani Padani. Visita il sito www.giovanipadani.com. Questo jingle va abolito. Io sto facendo la sottoscrizione, se volete partecipate per SMS. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo